Gentile pubblico di Scratch, ben ritrovati, sono molto felice di questa puntata, una marea di colori e tante diversità, tanti caratteri, tante anime che contraddistinguono questi oggetti, insomma sono dei sogni come è intitolata La casa del sogno, c'è che per vocazione ha voglia di occuparsi degli altri pur non avendone bisogno, ma soltanto perché dentro il suo animo ha qualcosa che altri non hanno. Beh, intanto io oggi ho di nuovo Ilenia Lazzaro che si è coperta, che almeno con questi freddi non stai male. Grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. Tutti la gente dice, ma dove è finita sta ragazza? No, commentavo. Eravamo preoccupati. Commentavo ma la gente le ti gare. vuole vedere. Ci sono, Ha detto eccomi. basta con gli analogici, vogliamo vedere i digitali. Ci anche. sono. Ci sei, stasera si è coperta perché fa freddo. Vabbè, fa freddo sì, è arrivato adesso- l'inverno finalmente. finalmente, è arrivato l'inverno, è arrivato il ciclocross. Io sono contento di avere qui Enrico Pengo, lo chiamano il meccanico dei campioni. Vabbè, ma chi se ne frega, è lui un campione. Grazie Enrico. Grazie a voi. E poi abbiamo anche il presidente, il signor Bruno Fanin, di questa meravigliosa Onlus che si occupa di coloro che purtroppo non ce la fanno, è Non vero? ce la fanno, che hanno bisogno di altre persone. Ecco, tutti abbiamo bisogno di qualcuno, anche i normodotati come Sì, noi, sì. perché fa parte della vita, non viviamo in un singolo e basta, anche se oggi con i social sono tutti quanti amici di chi, ma c'è una solitudine che veramente Immensa. persevera in maniera importante. Sai cosa ti dico, Ilenia? Che a parte questa bellissima cosa, so che tu ti stai impegnando molto con Enrico, ma è anche la credibilità, anche nel far del bene bisogna essere credibili, perché sono tanti cialtroni che fanno del bene e poi non si sa bene. Ma qua invece è proprio un filo diretto, c'è proprio una staffetta, parte in pratica l'aggregazione su tutti quelli che possono dare qualcosa, c'è un censimento, c'è una voglia e poi dopo si dà in mano tutto al presidente. Quindi c'è sempre un numero che corrisponde all'offerta, si tiene sempre sott'occhio e i soldi arrivano direttamente, trasparenza veramente al massimo. Se qualcuno si lamenta è un imbecille, ma sappiamo che una tantum qualcuno capita. Beh, sicuramente un'asta che ha tutti questi pezzi, qui ne vedete una parte, ma ne arriveranno ancora. Deve essere un'asta organizzata, quindi ovviamente ogni capo, ogni oggetto ha il suo numero, è rintracciabile sul sito online. Tra l'altro negli ultimi anni sono proprio gli atleti, adesso ho parecchie ragazze che mi hanno scritto in questi giorni, guarda che voglio dare anch'io la maglia, ci tengo a dare anch'io la maglia. E secondo me portiamo anche bene, perché faccio un nome, una che tra l'altro oggi registriamo di lunedì, insomma si sa, non è che Certo, non è un oggi è il segreto. compleanno di Alice Maria Arzuffi. Alice è una di quelle che ci dà veramente tanta roba all'asta e abbiamo anche portato bene, perché insomma ha vinto anche la tappa del Super Prestige come hai portato tu la settimana scorsa. Terza anche a Tabor. Terza a Tabor, insomma sta andando forte, quindi portiamo anche bene secondo me. Ma con partiamo bene, quest'asta. perché qualcuno continua a sognare, no? E quindi i sogni, io dico sempre Enrico, ci sono tanti giovani che hanno dei problemi, devono fare qualcosa che a loro non piace. Allora, non so se voi vedete X Factor, che io adoro quella Io lo trasmissione. guardo sempre. Però anche là, tanti ragazzi, voglio fare un esempio, Licita dello scorso anno che ha vinto, è anonimo, perché hanno voluto fare un prodotto musicale. La creatività di quegli anni non ci sono più, vogliamo inscatolare tutto. Ecco, i sogni si realizzano anche con questi eventi. È il sogno di fare qualcosa di bene, ma il sogno in se stesso è vedere quanta gente vuol partecipare. Ci va anche credibilità da parte di chi offre questo tipo di evento. Certo, sicuramente aver trovato questa formula online ci ha premiato e diamo la visibilità anche ai corridori di far vedere che le cose ci sono, non se le tiene né Ilenia né Enrico né Marco. Vorrei anche ricordare Marco Forin che siamo noi in tre a aver ideato tutta questa cosa qua e grazie anche a lui se siamo qua questa sera e poi dare la certezza che i soldi arrivino alla casa famiglia, quindi il compito fra qualche giorno sarà quello di consegnare tutto al signor Bruno, al presidente dell'associazione, e che dopo lui avrà il compito più difficile, diciamo, perché alla chiusura dell'asta, nei mesi di gennaio e febbraio, avrà il compito di spedire
e incassare i soldi per l'associazione. Ecco, io sono sempre, nel senso, sempre critico sulle associazioni, perché io dico lo Stato deve provvedere alle mamme che lavorano con i figli, dovrebbero provvedere per gli anziani, perché io ne so qualcosa, ne ho avuto una grande esperienza, però purtroppo non basta mai lo Stato. Questi ragazzi intanto quanti sono? Sono attualmente 30 ragazzi nel centro diurno e 10 nella comunità alloggio che abbiamo Quindi aperto. anche la notte? Sì, 10 per... E sono ragazzi che non sono autosufficienti. Non sono autosufficienti e quindi bisogna dare un'assistenza completa, perché le problematiche sono tantissime, ognuno è diverso dagli altri. E tanti sono anche senza famiglia. Sì, perché noi diciamo ragazzi, ma cominciano ad avere 50-60 anni, quindi sono orfani, diciamo, ormai. E viene chiamato tecnicamente il dopo di noi. Cioè le famiglie cominciano a preoccuparsi da giovani quando hanno in casa un ragazzo di questo genere qua, e quindi hanno spinto, perché l'idea iniziale che è partita 20 anni fa dalle famiglie è stata quella di avere qualcosa vicino a casa, perché i ragazzi di Camisano e dintorni andavano tutti a Vicenza, 2 ville, certo. Cioè andavano lontano, stavano in pulmino 1 ora e mezza, 2 ore prima di arrivare. Tanta gente non sa, perché per fortuna loro non hanno quell'esperienza, ma ahimè, prima o dopo, alla maggior parte tocca a tutti, perché si sa, insomma, si può avere bisogno. Ecco, voi avete sdoganato questo e tanti atleti hanno capito la necessità di contribuire, però credo che il valore importante sia quello di far capire anche ai giovani o anche quelle persone che hanno 40-50 anni che si credono ancora onnipotenti, che far del bene in questo caso è far del bene a se stessi, perché non è detta mai, io corna facendo, ma succedono le tegole, non è che possa dire capita sempre agli altri. Succedono, specialmente adesso. Noi abbiamo sdoganato i ragazzi perché erano sempre a casa e peggioravano, certo. peggioravano, perché abbiamo trovato ragazzi da 25-30 anni che non sapevano più leggere, non sapevano scrivere. Quindi gli operatori, le educatrici che ci sono un po' alla volta li hanno riportati alla realtà, a sentirsi in giro, perché erano proprio dei reclusi, perché nelle nostre zone di campagna erano come venivano tenuti in casa, la famiglia certo. aveva paura anche di quasi mostrare un timore, una vergogna, sì. Questo dire, faceva parte di un retaggio culturale. Ma oggi guardi che lei ha detto di campagna, oggi la campagna e anche le grandi città, perché grazie ai social stiamo vivendo tutti nella campagna di qualche anno fa, quindi anche là bisogna far vedere le cose belle, chi c'ha più pelo, chi c'ha più questo, chi c'ha più quello, quindi io che sono analogico veramente aborro questo tipo di stile di vita, non ne posso più, continuo a dirlo, cambiamo registro. Ma Enrico, ci sono anche altre associazioni. Adesso io ho fatto un piccolo servizio, grazie a chi me lo ha mandato, sulla 5ª edizione di Corri in Rosa, donne che hanno avuto problemi e che hanno problemi di tumore al seno, su quello che è la tipicizzazione oppure la mammografia. Il Veneto sta facendo passi a gigante. L'Italia tutta deve cominciare a capire che questo tipo di prevenzione è una prevenzione importantissima, oggettiva, non è il vaccino che ci sono i Novax, eccetera, ognuno può avere la sua ragione, qua è importante. E abbiamo creato questa breve clip che fa vedere queste donne con dei problemi che tanti le hanno risolte, ma sono lì a combattere per dirci a tutte le donne, insomma, fate qualcosa per voi, perché insomma, se si prende in tempo, insomma, la vita può essere bellissima. E guardate, ve lo dico con tutto il cuore, che pezzi di gnocca che abbiamo visto, guardate.
bellissimo, direi, perché vuol dire che siamo unite per quando ci serve, per quello che serve nella vita, bisogna sempre stare unite. Un'iniziativa lodevole. Beh, è una bella giornata, un'iniziativa importante e penso sia un'ottima dimostrazione di forza di tutte le donne che affrontano sempre ogni giorno con grande coraggio tutto, grande volontà. Aiutiamo un po' tutti così. Molto bene, grazie. Io e le mie amiche siamo sempre rosa. Sì. Ciao. Tra una ciacola e l'altra. Ce la facciamo, sì, Ci dai. manteniamo allenate? Significa dare un aiuto e cercare di prevenire il più possibile purtroppo questa malattia. E si può fare solo tutte insieme così. Una manifestazione stupenda, organizzata da Dio con persone meravigliose, donne meravigliose. Siamo donne! Viva la giornata in rosa delle donne! Viva le donne! Beh, assolutamente un segno di solidarietà e comunque un riconoscimento perché le donne si aiutano sempre. Corri rosa! Ma no, è un appuntamento al quale cerco di non mancare. Grandi organizzatrici le donne, le ragazze presenti, perché poi l'organizzazione parte da questa affluenza che è unica. Bravi gli organizzatori, siamo i numeri uno e ci fanno fare bella figura. Un grande intervento di solidarietà e un grande anche intervento culturale rispetto a quello che è la lotta contro il tumore al seno e questa patologia che comunque il Veneto vuol curare e cura bene oggi a livello nazionale. Ben rientrati in studio, amici di Scratch. Insomma, Enrico, io non so più quanti complimenti farti perché è pur vero che noi raccontiamo quello che la gente ci porta. Certo. E dico sempre all'Ilenia, l'umiltà è quella di dire non siamo nessuno noi, perché se non avessimo nulla da raccontare, poi il racconto va fatto in maniera, credo, giusta, però se non avessimo nulla da raccontare noi saremmo tutti disoccupati. Però le storie bisogna anche saperle prendere. Io ti faccio i complimenti per quello che fai, perché credo che è imbarazzante per me sapere che tu devi fare quel tuo mestiere e poi tante volte chiedere, perdere del tempo, anche qualche volta un vaffa, perché in quel momento il corridore, come può essere successo anche per Aru, rompe l'ultima volta che usa la maglia del tricolore che tu hai. Però voglio dire, sono anche momenti delicati. Certo. E quindi io ti faccio i complimenti perché tante volte bisogna avere tanto pelo e tanta umiltà da farsi mandare a fanculo quando poi stai facendo del bene. Beh, diciamo che scelgo anche un po' Sei delicato. i tempi migliori, diciamo, no? Perché la stagione è veramente lunga, però è anche corta. Sai, quando un atleta non è nelle massime condizioni, non ho il coraggio di andare a chiedere niente. Quando è in forma ci mancherebbe, deve concretizzare in quel periodo lì la sua forma in un risultato buono per avere un buon contratto l'anno dopo. Poi magari ti trovi alla Tirreno e l'atleta della Parigi-Nizza, quel giorno che sei assieme si è ammalato o sfortunatamente è caduto e quindi non riesci mai a... quindi l'anno è veloce, però sta cosa qua sono riuscito grazie ai meccanici, ai massaggiatori, ai direttori sportivi, ai corridori, cioè, ti cito Oscar Gatto per dirti, no, che è simpaticissimo, lui dice oh cosa ti serve? La maglia di Sagan, ci penso io, domani c'hai la maglia di Sagan, per dirti questo qua ti fa orgoglio, il Giro d'Italia a mattina avere gli atleti che ti cercano per portarti già una maglia, questo qua veramente ti fa dire ok, devo continuare perché c'è anche l'aiuto e la consapevolezza di dove vanno i soldi di questi ragazzi qua. Al netto della questione, lo scorso anno avete incassato 33.000 euro da devolvere a questa benemerita associazione, però credo che 33.000 euro, adesso non voglio mica fare, signor Bruno, sai, il droghiere quando faceva il totale, è ben poca cosa.
credo che costi un'infinità di soldi. Io dico sempre, mio papà, gli ultimi mesi della sua vita, per carità, avrei potuto dargli la vita, gli avrei dato perché proseguisse, ma serenamente è mancato, ma è costato tantissimi soldi gli ultimi mesi e non tutti hanno questa possibilità, tanti fanno debiti per poterli curare. Sì, oggi come oggi c'è gente che non si cura perché non ha i soldi. Sono molti che non si curano, perché io ho seguito anche una casa di riposo perché sono stato presidente e c'erano degli anziani che non riuscivano e il comune integrava. Certo. Ritornando al nostro, abbiamo fatto noi come volontariato queste 2 strutture, perché quando siamo partiti ci hanno detto che eravamo dei pazzi. Qualcuno, una moglie di un sindaco mi ha detto tu sei pazzo, però ci abbiamo creduto perché avevamo un volontariato attorno, avevamo delle persone. Io ricordo sempre quando nel 2003 Enrico ha cominciato con la partita di calcio, lui se lo ricorda bene che era un 22 novembre del 2003, una giornata di nebbia, abbiamo fatto un risultato veramente speciale. Lui, quanti? 16 anni? Possiamo dire 16 anni che ci segue, che ci dà una mano, perché... Testone. Parlando di calcio, io qua vedo la maglia di Ronaldo. Ciclisti sono un po' allergico perché io sono interista, perdonatemi, però Ronaldo è un fenomeno assoluto con la sua firma. Credo che questa sia una cosa molto pregiata, perché abbiamo sentito il business della Juve è stato proprio sulle magliette. Appena arrivato ha venduto 100 milioni di euro, cioè si è fatto l'ingaggio con le magliette. Quindi è preziosa, è sua la firma. Certo. Sì, è un appassionato di ciclismo, voglio tenere l'anonimato e di questa persona, è molto vicino a noi. E lui ha detto guarda, l'anno scorso vi ho aiutato con una maglia della Juventus autografata da tutti e quest'anno voglio essere ancora più presente, e quindi un grazie a sto signore qua che probabilmente ci ha portato, oltre che la notorietà della nostra asta, a portare a casa sicuramente qualche euro in più. Lo guardo io, CR7, a me vengono i brividi, poi io sono appassionato di calcio, ragazzi. Ilenia, che sogno. Sicuramente è una maglia molto importante, è la maglia più importante, penso, diciamo di calcio che c'è in quest'anno in Italia. Notoriamente il calcio in Italia è importante, penso che sia il giocatore più forte del mondo in questo momento, quindi avere la maglia di CR7 credo che sia qualcosa di importante. Però prima diceva Enrico, Ilenia, che fa fatica perché chiaramente i corridori sono molto impegnati, tanti arrivano, vanno subito nel campo a defaticare. Il rapporto si è un po' deluso nei riguardi degli appassionati e credo che questo debba far conto la strada. E la domanda ti faccio, ti ricordi chi erano i Beatles? La colonna sonora, no? E io sono stato, adesso abbiamo le immagini, alla casa dei Gelsi, dove veramente per il primo anno sono sempre stato tiepido. Mario Beccia ha creato le glorie e le ha chiamate Trivenete, sbagliando secondo me, perché di Triveneto lì non c'era niente, lì c'erano dei campioni internazionali come Moser, come Fraccaro, come Beccia, tantissimi campioni, Renato Giusti che poi è diventato un industriale, gente che era del popolo, insieme al popolo si mischiava e non era a caso che vedevamo agli arrivi le 100.000 persone. Oggi questo non si vede più, anche questo bisogna far conto, quindi io sono contento di avere Mario Beccia che ha fatto un galà proprio vero e proprio, molto fine, molto bello, dove tutte queste persone si sono radunate, e credo che io nella mia analogica età di 60 anni era un po' come per un appassionato vedere i Beatles, perché era la Beat Generation quella, e quindi loro sdoganavano il sogno di farcela, ce l'hanno fatta come corridori e la maggior parte anche come imprenditori. Assolutamente sì, molti di loro hanno delle storie bellissime da raccontare, sicuramente è cambiato molto negli anni. Il rapporto, specialmente su strada, è molto più blindato, ma già dai grandi giri, perché ad esempio anche per un giornalista, io penso quando seguivo il Tour de France, in certe aree anche un giornalista faceva fatica. Certo. Poi se ci sommiamo tutto quello che è successo anche in epoca di terrorismo, quindi questi grandissimi eventi sono sempre più blindati anche per quello. Certo. Però dall'altra parte
io guardando un po' invece l'altro mondo, quello del fuoristrada, quello delle coppe del mondo di mountain bike, dove ci sono 50-60 mila persone e hai Nino Schurter seduto lì che ti fa gli autografi, sicuramente stiamo un po' tornando indietro, e il fuoristrada questo l'ha capito, perché anche se devo dire che comunque nel ciclocross, ad esempio, beccare Mathieu van der Poel e Van Aert si fermano, sì, però non con tutti, ecco, Certo. quindi ovviamente... Però li vedi, li tocchi. Però li vedi, li tocchi lei là. La mano te la danno all'arrivo, è cambiato, tu sei tanti anni che segui le Sì. carovane. Diciamo che da quando ho iniziato io, ma già negli ultimi 5-6 anni è cambiato ancora il ciclismo, c'è sempre un'evoluzione. Però devo difendere gli atleti, perché alla fine, sai, se devono fare un autografo, dare una parola, un gesto a tutti quanti, loro hanno bisogno di tanta concentrazione. Sono più stressati rispetto a una volta. Te pensa che anche noi che dobbiamo lavorare per loro e ci consultiamo sempre per messaggio, per WhatsApp, perché loro cenano e noi siamo fuori, loro sono a dormire e noi andiamo a cenare. La mattina quando loro fanno colazione noi abbiamo già terminato quasi il nostro lavoro per andare a partenza, e tante volte ti vedi la mattina, cioè veramente è diventato difficile. Quindi anche il mondo è cambiato, le squadre, i team, questi 18 team World Tour, Certo. sono diventati industrie. Perdonami, da parte mia, il fattore umano è mancato. Sì, ecco, da parte ecco. mia che racconto il ciclismo, mi manca molto quella parte umana che purtroppo, Certo. ahimè, non esiste più. Sì, sì. Ma è comunque il rapporto dell'uomo o dell'appassionato è sempre quello di voler vedere il proprio idolo quasi a portata di mano, Sì. e questo un po' ci sfugge, ma a portata di mano noi abbiamo il trofeo Triveneto di ciclocross. È una raccomandazione, sono contento di aver visto Sofia Beggin che ritorna a calcare, farà tanta fatica, ma noi crediamo ancora in lei. A tutti coloro che sono tiepidi, l'abbiamo detto tante volte, non fatevi ingannare da quello che vi dice o l'amorosa o il moroso, oppure il direttore sportivo che devi fare una cosa o un'altra. Oggettivamente una verità c'è sempre. Seguite il vostro cuore, seguite i vostri sogni, un po' come abbiamo detto prima. La New Generation, la Beatle Generation degli anni 70 erano ragazzi che, e chi se ne frega, andavano per la loro strada ma realizzavano i sogni. E lì abbiamo avuto Frank Zappa, abbiamo avuto tantissimi Jimi Hendrix, i Rolling Stone, gli Amon Düül, tantissimi complessi che hanno fatto la storia della musica e grandissimi anche autori. Insomma, uno su tutti, Andy Warhol, che era proprio, diciamo, che seguivano il loro sogno. Tutti possiamo essere quello che vogliamo, senza farci influenzare dagli altri. E quindi con il trofeo Triveneto, che secondo me è la parte più assoluta, grande di tutto il movimento ciclocrossistico, perché negli ultimi 30 anni ha fatto crescere a livello nazionale tutti, dobbiamo ancora caldeggiarlo e tenerci molto stretto. Assolutamente sì, poi è stato uno spettacolo, abbiamo percorsi che stanno crescendo benissimo e veramente domenica a Tezze c'era anche tanta gente. Questo perché? Perché giovani che organizzano con una mentalità giovane, ma col cuore, con dei format giovani, con la passione e con il cuore giovane. Poi abbiamo visto appunto che le gare sono state anche tutte molto partecipate, anche a livello proprio di voglia di far bene. Certo. L'esempio poi lampante che l'abbiamo avuto in studio e secondo me dovrebbe andare in giro per le scuole è Martino Fruet. Mi dispiace, non me ne vogliono Martino, gli altri, per le belle però parole che mi hai dato, perché sono esattamente la cifra perché siamo qua. No, ma non è perché poi non è che voglio far passare il messaggio, No, che noi, però in effetti un atleta così, ci vorrebbe un atleta così su strada. Sono Ne avremo d'accordissimo. veramente tanto bisogno, perché veramente io sono basita in maniera positiva domenica dopo domenica e mi dico dove trova la grinta, ma lui si diverte, cioè lo vedi che si diverte. Sì. Lui si diverte. Lui irride ma non deride, lui è appassionato puro, lo abbiamo detto anche in cronaca settimana scorsa. Beccatevi sto quarta tappa del trofeo Triveneto di Tezze sul Brenta, e grazie a Lucatello e anche all'amica Iari Cisotto per quello che hanno fatto, sono veramente una forza e siamo stati contenti. Io sono andato anche a trovarli.
Immagini che ci giungono da Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, campionato provinciale Padova e Vicenza, e intanto sugli scudi la quarta tappa del Trofeo Triveneto, in testa su tutti il grande fotografo Alessandro Bigliani, e che insomma oramai è una garanzia Fox Team, gli organizzatori, quindi Pietro Lucatello, lo vediamo dalle immagini, quindi Iari Cisotto che lo vedremo tra gli elite e la loro squadretta che in qualche maniera ci stanno facendo veramente grandi sorprese. Tutto è pronto per accogliere la prima gara di giornata, vale a dire gli esordienti maschili e gli esordienti donne. Quindi abbiamo la Valentina Corvi, la Matilde Turrino, la Cecconello Anna, la Santingaia, Mengotti Giorgia, Veronica Grisotto, Raccani Gazzola, Zen Giusti, Cacu, Strozzo, Cappelletti, Zattera e Bertoncello. Le abbiamo nominate tutte perché ci tenevamo in maniera particolare. Sono partite a questo punto anche le donne esordienti e andiamo a vedere come si dipanerà questa bellissima gara loro dedicata, una giornata lontana da quella che abbiamo commentato fino a settimana scorsa tra schio e buia con tanto fango. Qua insomma un terreno abbastanza allentato, ma nulla di che. Oggi le biciclette sono parecchio pulite. Davanti abbiamo già subito un bel trio: Pra, Granziotto e Settin, Sassella e Flocco. Per quanto invece concerne le donne, abbiamo anche qui tanta bagarre, tanta voglia di primeggiare su tutte. Intanto vediamo queste pendenze e contropendenze con delle curve che aiutano comunque in qualche maniera a fare, diciamo così, a portare, come abbiamo detto, memoria nelle gambe per quando questi affronteranno le gare che saranno più grandi, ma oggi esordienti vuol dire già campionati italiani. Abbiamo visto Valentina Corvi, abbiamo visto anche Matilde Turrina, Anna Ceconello, la Gaia Santin insieme a Grisotto Veronica e a Giorgia Mengotti. Queste sono le donne esordienti che sono lì che se la stanno giocando veramente alla stragrande. Abbiamo visto proprio Giorgia Mengotti in questo momento come trascinano le biciclette con tanta fatica. Chiara Giusti l'abbiamo appena vista, e lì per quanto riguarda gli esordienti maschili una bella lotta a questo punto tra Granziotto e Mattia Settin, insomma un duo che va alla stragrande. Team Velociraptors 1 e l'altro gruppo sportivo Mosole. Pare che il portacolori del Team Velociraptors insomma abbia, diciamo così, abbondantemente staccato l'atleta Luca Graziotto, ma nulla di male, sono lì che se la stanno giocando, si accontentano della prima e della seconda posizione. Tutto è da guardare. Bellissima la pedalata di Valentina Corvi che sta dettando un po' i ritmi insieme a Matilda Turrina che è lì, insomma un po' fatica, un po' il gap si sta allungando. E poi in terza posizione Anna Cecconello. Qua parrebbe quasi a metà gara che le cose siano già dipanate. Abbiamo visto anche Gaia Sedimengotti e Grisotto con il 176, Grisotto Veronica del Team Willier Breganze. Non vedo l'ora di vedere anche Sofia Beggin alla fine di questa lunga cronaca, mentre andiamo a vedere i due, anzi i tre che la stanno giocando, quindi Settin, Granzotto e Pra. Bellissima questa pedalata, bellissime queste immagini di Gianni Dal Santo. Poco dietro c'è Sassella, Flocco, Serafin e Pin Riccardo, che li vediamo che stanno macinando veramente grandi chilometri, grandi metri con le loro pedibelle. Col 111 lo vediamo in questo momento, è proprio Daniele Sassella della Melafi Focus Bike. Arrivano anche da lontano, l'abbiamo detto, la bellezza del Trofeo Triveneto è proprio questo, arrivano un po' da tutta Italia. Una volta c'era soltanto il Triveneto e quindi mi ricordo Verre che facevano veramente centinaia e centinaia di chilometri. Adesso si è un po' accorciato il gap perché in tante altre regioni organizzano delle pari gare come questa del Triveneto, però certo il Triveneto è stato il primo a iniziare, certo che ha il merito di aver creato veramente quel background, quel diciamo modus operandi che tanti hanno copiato. Quindi viva il Triveneto. Intanto andiamo ad accogliere Mattia Settin della Team Velociraptors che va a vincere con 4 secondi di vantaggio su Luca Graziotto, bravissimo lui del gruppo sportivo Mosole. Ettore Pra a 25 secondi, segue Sassella, Flocco, Serafini, Pin, Dapret, Paccagnella, Elian, Buoso, Lunardi. Per quanto riguarda le donne andiamo ad accogliere le ragazze che oggi si stanno ben distinguendo in questa bella gara e soprattutto ben organizzata dalla Fox Team, ed è proprio Valentina Corvi della Melavi Focus Bike che va a vincere su Matilde Turrina, quindi a 1,28 pensate. Anna Ceconello al terzo posto della Team Willier Breganze, Santingaia al quarto, Mengotti Giorgia al quinto,
Veronica Grisotto al 6° posto, Raccani, Gazzola e Zen chiudono la top 10 di questa gara organizzata sempre dalla Fox Team di Tezze sul Brenta per la categoria esordienti. Vediamo i podi proprio con Mattia Settin, Graziotto Pra, e per quanto riguarda le donne, tra poco le vedremo, abbiamo Valentina Corvi, Matilde Torrina, Cecconello, Anna, eccole a voi. Quindi bella giornata insieme a Cecchin. Oggi era campionato provinciale di Vicenza e anche di Padova. Andiamo a cogliere gli allievi. Sono 3 gare in pratica. In una ci sono gli allievi primo anno, gli allievi al secondo anno e tutte le donne. Andremo a vedere quanta bagarre ci sarà tra le donne, perché qua voglio vedere la Papo, voglio vedere veramente la Bramati, insomma. Qua c'è tanto da riprendere e tanto da commentare. I numeri li vedete voi, insomma non sono io che devo dirvi questa lunga scia, ce le ricordiamo neanche su strada, hanno tante partecipanti così e tanti partecipanti così. Per quanto riguarda le donne, un bel lotto di atlete. Le abbiamo viste, la Redmüller, la Pavanello, la Cacciani, Fontana, Bramati, Papo, ma non solo, la Borghese, Fontana, Tomasella Dal Pozzolo, Zambian, Benonazzo, insomma tantissime. E in salute il trofeo Triveneto, ma è in salute il movimento del ciclocross. Continuate a fare ciclocross, le speranze ce ne sono tante e anche delle certezze. Abbiamo visto l'Alice Maria Arzuffi che si è ritagliata veramente un momento in cui può anche dire, insomma, tutti i sacrifici, posso anche, diciamo così, tirare il cassetto e dire tutti i sacrifici che ho fatto oggi in qualche maniera ne sono contenta, sto rincassando tutto quello che io ho donato per questa professione, quindi è anche giusto cercare di credere in questo sport. Tanto un saluto ad Anna Oberparleiter e a Martino Fruet, li vedremo da qui a poco, ma intanto abbiamo un tagliapietra che sta andando veramente bene insieme a Brian Olivo, sono loro che se la stanno giocando insieme a Fabrizio Perin, poco dietro Enrico Barazzuol, Bettarello, Da Prade e Tabacchin, Lorenzo Libertas Scorsa settimana abbiamo detto è un ragazzo tagliapietra che sta crescendo bene in questa società, nella società della Libertas Corse, ma non che si sia appena andato, ma perché da tanti anni però è una società che riesce, anzi ha nel proprio modus vivendi la poca pressione che dà ai propri atleti, li fanno crescere con le dovute, con i dovuti periodi. Bene Sara Marenghi, bene Elisa Ruma che è lì che se la stanno giocando insieme a Benedetta Prafo, leggermente staccata Papo Alici se la sta giocando anche lei, Lucia Bramati tra poco la vediamo, intanto vediamo dalle immagini con il 159 Sara Marenghi che in questo tipo di percorso sta facendo vedere le sue doti non soltanto di grande guidatrice ma anche un buon passo per lei insieme a Benedetta Brafa. Abbiamo visto adesso in questo momento la Elisa Rumac, Papo Alice, leggermente attardata la Lucia Bramati, la vediamo adesso, una corsa un po' pesante però piano con i giudizi. Questi atleti si allenano e ci sono tanti tipi di allenamenti, molto probabilmente starà facendo più carico e quindi in questo momento paga un po', diciamo così, dazio, ma poi quando saranno le gare che contano io credo che la Bramati faccia vedere veramente la sua classe che è immensa ed è indiscutibile. Ecco Iari Cisotto e Pietro Lucatello che vanno a tifare anche tutte le categorie e accogliamo con un grande applauso Brian Olivo che va a vincere su tagliapietra, ma pensate proprio di 6 secondi, erano tutti e due lì e subito dietro Fabrizio Peria a 7 secondi da portacolori della Bania Sport. Quindi abbiamo Barazzuolo Enrico al 4° posto, Andrea Bettarello al 5°. Per quanto concerne gli allievi al primo anno, standing innovation per Edoardo Bolzan, Dal Lago Andrea in seconda posizione e Luca Furlan in terzo, segue Risato e Gaglio. Per quanto concerne invece le donne allieve, tra poco le accoglieremo, intanto vediamo tutti quanti le top 10 degli allievi al primo anno. Abbiamo Sara Marenghi che va a vincere su Elisa Rumac, la vediamo tra pochissimo la portacolori del James Bike Buia, e Benedetta Brafa a circa 34 secondi, poi segue Alice Papo, la vediamo là in fondo, e poi Lucia Bramati in 5ª posizione. Poi seguono Beatrice Fontana, Cacciani, Pavanello, Redmüller e quindi la Borghese chiude la top 10. Andiamo con le immagini chiaramente alla gara della fascia
2 e la fascia 3, tanto per ricordarci qualche nome, insomma, Zoppas, Mariuzzo e sulla fascia 3 Beppo Dal Grande. Partono anche qua in maniera discriminata di 30 secondi cada uno. Io li farei partire tutti assieme, perché qua Beppo Dal Grande ha fatto vedere di essere molto vicino alla fascia 1, non è distante, paga un po' il prezzo che partendo con 30-35 secondi di distacco rispetto alla fascia 2, insomma deve faticare molto per arrivare all'assoluta, ma tanto chi se ne importa. Là c'è un certo Gianfranco Mariuzzo che sta facendo la gara su Sergio Giuseppin e già gli dà una batosta di 10-15 secondi sul primo giro, quindi ha sparato tutte le sue cartucce già nelle prime battute. Bene anche Paolo Perin e Flavio Zoppas, che non è tanto lontano, recupera in maniera forte proprio Giuseppe Dal Grande, Santeschiro là di dietro, poi Michele Feltre, Renato Zanuzzi e Sponga Marco. Questi sono il componimento tra la fascia 2 e la fascia 3. Sempre comunque affascinante la gara dedicata ai master. Ricordiamo che poi fascia 1 e fascia 2 e la fascia 1 insieme li vedremo con gli Open. Bella la pedalata potente di Mariuzzo, questo è un corridore eccezionale dove i bambini, i ragazzini devono veramente cercare di rubare il mestiere, perché lui intanto ha una potenza incredibile e anche una tecnica sopraffina. Bravissimo anche Sergio Giuseppin, che ha un po' di fatica a recuperare e quindi gli conviene stare lì in seconda posizione, stando attento a non essere braccato, perché c'è un certo Flavio Zoppas che non è l'ultimo arrivato e quindi potrebbe essere un problema per lui. Bene anche Paolo Perini e Thomas Loris. Per quanto concerne invece la fascia 3 abbiamo Beppo Dal Grande che è in grande recupero, è lì vicinissimo a Zoppas, quindi non è detta l'ultima parola, bisognerebbe poi vedere la classifica, sì, quella generale per categoria, ma anche la assoluta, non è tanto lontano dalla fascia 2. Bello questo momento per Mariuzzo, ma lui lo abbiamo già visto, è già qualche anno che ci tiene compagnia, ha fatto vedere il suo valore non soltanto in questa gara, oggi molto prestigiosa, un percorso diciamo alla Svizzera, molto tecnico, con tanti saliscendi, con tante contropendenze, ma si sa che Iari Cisotto è un ciclocrossista e sa esattamente come mettere in piedi una organizzazione e un tracciato come stiamo in questo momento vedendo. Ragazzi giovani che hanno diciamo l'equilibrio di mantenere anche le caratteristiche di quelli che ne sanno un po' di più e sono anziani, con la modernità dei giorni nostri, mettendo insieme tante cose, la zona Expo, il ristorante, quelle attrazioni che sono importanti. Beppo Dal Grande lì davanti, seguito vicino da Santeschiro, Michele Feltre e Renato Zanuzzi. Questi sono i 4 leader della fascia 3. Lì davanti invece sulla fascia 2 oramai crediamo che i giochi si siano conclusi, a meno che non succedano delle cose dell'ultimo momento, che nel ciclocross lo sappiamo benissimo ci stanno, ma c'è un certo Gianfranco Mariuzzo che sta andando con il suo passo ed è una bellezza vederlo in bicicletta, e poi dietro abbiamo un certo Sergio Giuseppin che è un po' anche lui la storia del trofeo Triveneto, l'abbiamo raccontato tantissime volte, anche lui è un po' diciamo la triplice insieme a Zoppas, a Dal Grande, ci hanno fatto brillare gli occhi e continuano a farlo. Sono ragazzi questi che non sono per nulla veterani, sono ancora dei ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco e insegnare come si va in bicicletta. D'altronde Zoppas non è che ve lo sto inventando io, Flavio è sempre stato uno molto preciso, molto diligente, un vero atleta, che devono dipanare la loro vita tra la carriera lavorativa e anche la loro passione. Abbiamo visto proprio Beppe Dal Grande che è a circa 20 metri da Zoppas, quindi chapeau a lui che sta facendo una garona, e anche Santeschiro non è lontanissimo, è a circa 20 secondi da Dal Grande e a una 35-40 secondi da Zoppas, zona diciamo di ristoro. Beppe Dal Grande che se li sta trascinando tutti dietro, lui con quella faccia un po' così, un po' sorniona, con questo naso un po' così, pare che veramente lui tagli l'aria con tutta la sua personalità. Bravissimo, non ho più aggettivi per questo corridore. Bene, abbiamo visto Giuseppin, Mariuzzo, ancora Beppo Dal Grande che pensate, ha superato Flavio Zoppas, ma veramente tanta roba. Mariuzzo se la deve stare attento, mi sarebbe piaciuto vedere partire tutti insieme, le cose forse sarebbero un po' diverse, ma pensate che Dal Grande è partito
partito con tanti secondi di ritardo rispetto alla fascia 2 ed è lì che se la sta giocando con Zoppas. Giuseppin è braccato da vicino da un redivivo e un pimpante e soprattutto motivato Beppe Dal Grande. Zoppas sta dietro e dice vabbè, vai avanti tu, mi accontento della terza posizione che sono sicuro che me la porto a casa. Beppe Dal Grande sta cercando di fare l'assalto di giornata, l'assalto alla Rocca, l'assalto a Mariuzzo, chiamatela come volete, bene Schiro, bene Feltre, ma anche Perini e Tomat sono lì dietro. Quindi grande gara di Zoppas, grandissima gara di Gianfranco Mariuzzo che braccia alzate dice oggi comando io, oggi qui a Tezze ci ho messo io la ruota davanti. Bellissima la sua vittoria, complimenti, complimenti e complimenti. E poi abbiamo Sergio Giuseppin a 32 secondi circa dal vincitore, quindi Delizia Bike Team di Casarsa. Terza classificato è Flavio Zoppas, ma pensate, quarto assoluto è proprio Giuseppe Dal Grande che insomma si impone alla grande. Intanto abbiamo visto anche Paolo Perini, Tomat, Valesco Pellegrini, Bojan Savio e De Rocco per la fascia 2, per la fascia 3 abbiamo visto adesso Santeschiro, poi segue Feltre, Zanuzzi, Sponga, Dissegna, Segat e quindi questo è il componimento. Vediamo il podio con Mariuzzo, Giuseppe e Zoppas, Dal Grande con Schiro Sante e Feltre Michele. Questo è il componimento della fascia 3. Andiamo adesso con la gara degli juniores, con donne junior e chiaramente anche le donne open. Vediamo la Sofia Begin che parla con Mauro Weber, intanto lei è una che va in bicicletta con queste prestigiose Stevens e speriamo che possa far numeri ancora nel ciclocross. Un suggerimento che do alla Sofia Begin, ma tra poco la vediamo, eccola qua, dai dentro, perché Sofia, per me potresti tornare quella che eri un tempo nel ciclocross e ritagliarti una fetta di mercato tutta tua, con la passione che hai per le ruote grasse. Io ti dico la verità, insomma, spendici un paio d'anni della tua vita e sono sicuro che avrai tante soddisfazioni. Sono partiti gli junior, adesso partono le donne open e le donne master, tra poco le vediamo, eccole qua, anche loro meritano tantissimo rispetto da parte nostra, sia Fabian Simeone, Lazzaro Torresani, Rucco Pizzolotto e Cossotowa, perché sono ragazze meravigliose che lavorano, si spaccano veramente la schiena dalla mattina alla sera, chi fa le mamme lavora, chi fanno il lavoro e fanno le mamme e in più hanno questa passione e sono ragazze che sono un modello per tutte e quindi cerchiamo veramente di dire un in bocca al lupo a loro, che siano dei modelli per quelle donne che tante volte vanno in depressione. Venite al ciclocross. Intanto abbiamo visto lì davanti un po' di bagarre tra Asia Zonton, la Motalli, la Borghesi, ma c'è anche Perisco, Oberparleiter e Borghesi Letizia, la Micheletto Giovanna, sono tutte là. Intanto Tamara, Fabian, la vediamo che prende le redini in mano della gara insieme a una Elis Simeoni che mi pare che vada veramente alla stragrande, una pimpante fino a questo punto Ilenia Lazzaro che non perde tanto tempo, bravissima anche la Borghesi, soprattutto scusate la Lara Torresani che è la mamma della Borghesi, una famiglia, l'abbiamo detto tante volte, votata e vocata al ciclismo. Sono quelle immagini che ci piacciono, come ci piace commentare anche Davide Toneatti con una mamma meravigliosa che lo accompagna in tutte le gare. Ecco, quando si dice che bisogna sollecitare, ma bisogna accompagnare i figli nelle proprie passioni, qua abbiamo due mamme che sono due vere star, una è la mamma di De Pretto e l'altra è la mamma di Davide Toneatti. Questi sono i modelli che dobbiamo cercare di esportare, perché essere genitori lo sappiamo è cosa assai ardua e difficile, ma essere genitori così è semplice, perché fanno seguire ai loro rampolli, ai loro figlioli la passione che giustamente va condivisa. Per quanto riguarda adesso, in questo momento abbiamo visto Letizia Borghesi, donne open lì davanti insieme alla Anna Oberparleiter e una sorniona Silvia Persico che sta lì dietro, non sta facendo la sborona, sta guardando e poi chissà cosa succederà. Per quanto riguarda le donne junior, Zontone, Motalli e Borghesi sono lì che se la stanno giocando alla stragrande, bene anche la Patrizia Critelli
insieme a Giulia Maria Graz in compagnia di Campagna e di Berto. Intanto vediamo con il 187 proprio la Giada Borghesi, la figlia della signora che abbiamo prima citato, la signora Lara Torresani. Per quanto riguarda invece Eli Simeoni, ha salutato tutti della buona compagnia fino adesso, però anche no, lei va avanti da sola e quindi in questo momento la Ilenia Lazzaro sopravanza la Tamara Fabian, che pare che in questo momento ne abbia un po' di più, vedremo come andrà a finire, ma insomma questa è la situazione in questo momento. Lì davanti per quanto riguarda gli juniores, Davide Toneatti fa gara abbastanza sé, ha messo un bel margine di vantaggio rispetto a Davide De Pretto e al terzo posto si impone Tommaso Bergagna. Andremo a vedere come andrà a finire. Oggi è campionato provinciale, quindi molto probabilmente, insomma, De Pretto indosserà la maglia. Per quanto riguarda nelle retrovie abbiamo visto Calligaro, Cassol, Bernardi, Pederiva e Chiandussi Michele, che lo abbiamo citato la scorsa settimana con la sua bella secondo posto. Insomma, oggi è lì che se la combatte con le top 10. Per quanto riguarda invece le donne, vediamo con il dorsale 185 Asia Zontone, che insomma sta facendo una bella gara ed è addirittura avanti in qualche maniera le donne Ope. Lì davanti abbiamo benissimo la Persico Silvia, la Ober Parleiter e la Letizia Borghesi. Questa invece è Giovanna Micheletto, Libertas Corsè, quindi salutiamo anche papà Igino, e qua vediamo dietro la Sofia Begin, bella questa immagine. La Elis non è, sì, è una donna master, ma potrebbe avere le caratteristiche di una donna elite e non è lontanissima. La Sofia Begin sta facendo una bella gara, intanto Tamara Fabian ha sopravanzato Ilenia Lazzaro, che in qualche maniera sta perdendo qualche metro, sta faticando parecchio, anche lei purtroppo è piena di carichi non soltanto di lavoro ma anche di allenamenti. La vedremo più avanti e chissà già proprio con Brugherio che possa farci brillare gli occhi e mantenere la maglia di leader della classifica del Master Cross. Ancora con il 185 Asia Zontone che si sta menando con Letizia Motalli e insieme alla Giada Borghesi stanno componendo il trittico delle meraviglie delle donne junior. Ma intanto è Davide Toneatti che va a vincere su un Davide De Pretto, pensate, con 1 minuto e passa, 1 minuto e 24. Asia Zontone vince con le donne junior. Intanto vediamo De Pretto al secondo posto, Tommaso Bergagna al terzo e quindi Calligaro, Cassol, Bernardi, Pederiva, Chiandussi e Flati. Questo è il componimento degli junior. Per quanto riguarda le donne continuiamo con la Motalli Letizia al secondo posto e Borghesi Giada al terzo. Per quanto riguarda invece le donne elite, le donne masse, scusate, abbiamo proprio la Eli Simeoni che si impone su Tamara Fabian, una Ilenia Lazzaro che comunque ha tagliato il traguardo con 1 minuto circa di ritardo, Lara Torresani, Rucco, Pizzolotto e Cossotowa. Questi sono il componimento delle donne master. Per quanto riguarda le donne open, abbiamo detto Silvia Persico va a vincere sulla Anna Oberparleiter proprio sul filo di lana, bellissima questa gara. Letizia Borghesi al terzo posto, seguono Giovanna Micheletto, Sofia Begin, Elena Leonardi, Pillon Sara e Aurora Marchetti. Questo è il componimento delle donne open, le vediamo in questo momento, bravissima anche la Micheletto. Questo è il podio junior e l'abbiamo visto, bellissime queste immagini. La Sofia Bertizzolo, madrina d'eccezione, Sofia, abbiamo visto anche l'Asia Zontone e adesso il podio delle Open e quindi grande giornata di sport proprio a Tezze sul Brenta. Un evviva al team che hanno organizzato questa bellissima gara, baciata anche da un bel tempo, il podio delle Master, e adesso andiamo dulcis in fundo con l'ultima gara di giornata, cioè vale a dire quelli che ci dovrebbero far brillare gli occhi. Abbiamo detto tante volte qua, abbiamo Martino Fruete, l'abbiamo incensato tanto, ma è vero, bisogna pur dire la verità. Martino Fruete è quello che sta veramente facendo delle cose, ci sta facendo innamorare di questo sport, ma soprattutto fa innamorare di questo sport anche i giovani. È un esempio, l'abbiamo detto, bravissimo, siamo contenti. Ma qua oggi si fa tosta, Oggi abbiamo i Paccagnella nella fascia 1, ma abbiamo per i maschi i Ponta e i Frueti Vidoni, Franzoi. Ragazzi, Franzoi il ritorno, noi ci auguriamo di vederlo sempre più forte e che ci faccia ancora brillare gli occhi. Bellissima questa pedalata
proprio di Vidoni, ma abbiamo anche Fruet, abbiamo anche Franzoi, Ceolin, Paccagnella, Segassimone. Per quanto riguarda fascia 1, abbiamo visto tanto Fruet che ha sopravanzato proprio Paccagnella. Per quanto riguarda la fascia 1 abbiamo lì Cusin Simone con Del Missere e Del Riccio leggermente staccato. Sornione lo vediamo adesso che prende proprio la circonvallazione di questo albero. Abbiamo un altro Paccagnella, ragazzi, Eric Paccagnella, ricordiamolo, campione italiano 2 anni fa, un Marco Ponta che ha veramente inserito il turbo e dice: mi piace la vostra compagnia, ma oggi mi piacerebbe stare da solo, e quindi se ne va da solo, comincia ad avere un gap piuttosto importante rispetto a Vidoni, Franzoi e Fruet, e anche Cover dice: sto in solitudine, oggi voglio, se possibile, regalarmi una giornata di successi, e noi glielo auguriamo, anche perché se lo merita e anche perché è un gran bel corridore. Ricordiamo come tanti anche negli elite devono lavorare tutto il giorno e nei rimasugli di tempo allenarsi per poter essere competitivi nelle gare delle domeniche. Qua vediamo Del Riccio che sta recuperando sul Del Messier e su Simone Cusin. Non è una sorpresa Cusin, e nemmeno Vogri. Lì abbiamo visto anche Patrick Paccagnella che sta cercando di difendere la sua quinta posizione. Un Vogrig, Denis Vogrig del Valchiarò, che è leggermente in difficoltà, per cui sono tutti là, però certo che Del Riccio sta facendo gara a sé, come un po' la sta facendo Marco Ponta. Marco Ponta sta andando via come una fusetta. Un cadeau a Iari Cisotto, che oltre a organizzare, e so io quanto vuol dire e quanto ci si spende di energie a organizzare, notti veramente insonni, eppure lavori fino a notte inoltrata per realizzare questo percorso, insieme anche a Giacomo Salvador, e poi salire in bicicletta, lui che sta facendo un'ottima figura perché è intorno alla 14ª, 15ª posizione. Vediamo un Fruet che non si accontenta, vuole lasciarli là, dice: se voi non ci andate ci vado io a beccare Marco. E lì Franzoi che sta veramente cercando di rintuzzare diciamo così, contrattacchi di Vidoni, ma state attenti che Fruet è lì che adesso sopravanza anche Ceolin, e secondo me insomma vuole andare alla carica di Ponta lo ha messo nel mirino, e quindi andiamo a vedere se ci farà brillare gli occhi come oramai ci ha abituato fino ad oggi, ed è lì che proprio andremo a battere. Bellissimo questo cadeau, l'abbiamo detto, proprio per Iari Cisotto, se lo merita, ma lì davanti vogliamo vedere cosa fa Ponta. È un siluro, ma attenzione, perché sia Franzoi, ma non soltanto Vidoni, ma anche Fruet sono lì che si stanno un po' controllando. Vediamo cosa succederà da qui a poco. Fascia 1 abbiamo visto Cusin, Del Missere, Del Riccio in forte recupero, Ponta ancora davanti, circa sono 35 secondi di vantaggio, 40 anche rispetto al trio Vidoni e Fruet e Franzoi, ma vediamo che proprio Fruet sopravanza a doppia velocità Enrico Franzoi in questo tratto dove bisogna spingere e dove bisogna anche avere un po' di manico per poter guidare in questi controtornanti e queste contropendenze. Lì davanti Del Riccio si sbarazza della compagnia di Marco Del Missere e di Simone Cusin e dice: ragazzi, oggi io qua voglio fare la frittata grande, voglio mangiarmela tutta e sono lì che voglio vincerla, e ho paura che andrà a finire così. Bene, cerca di Cusin e non soltanto, e anche Del Misser Marco, di rintuzzare queste che sono delle vere e proprie rasoiate. Vogrig oramai è lontano, veramente tanto lontano dal proscenio e dal podio. Qui vediamo invece proprio Cover e Caneva, e siamo in zona arrivo, ragazzi, ed è lui, Marco Ponta, che va a vincere, ma non tanto lontano, perché Fruet aveva tanto recuperato, e Fruet tra poco lo vediamo a 38 secondi. Martino Fruet è la garanzia di questo trofeo Triveneto, è la garanzia del Mastercross. Tutti vorrebbero avere un atleta che partecipa in tutte le gare delle ruote grasse. Bravissimo Matteo Vidoni, che prende chiaramente gli applausi e dà la mano, come piace a noi, al pubblico. Bravissimo Enrico Franzoi, ricordiamo la storia
del ciclocross, Federico Ceolin al quinto, poi segue Thomas Paccagnella, Leonardo Cover, Mauro Caner, Segaz Simone e Martinelli Andrea. Questo è il componimento della top 10, bravo Iari Cisotto, taglia il traguardo al 15° posto e vai Carmine Del Riccio, mette tutti d'accordo, se ne va da solo come un treno e lascia dietro Marco Del Misser, Team Friuli San Vitesi insieme al compagno di squadra Simone Cusin. Seguono Denis Vogri, l'abbiamo visto prima, doppiato, Paccagnella, Corradini, Rigoni e quindi Tasso e Caldarte. Questo è il podio con Ponta, Fruet e Matteo Vidoni. Podio per quanto riguarda la fascia 1, vediamo madrina la Sofia Bertizzolo con la maglia dell'Astana. Podio per quanto riguarda la fascia 1 con Del Riccio, Del Misser e Cusin. Questa è la giornata proprio ideale, il bacio della mamma di Pietro Lucatello che va in volo su tutti quelli che amano questo sport. Bella, grazie a Gianni Del Santo che è veramente una telecamera sola sta facendo miracoli, sto ragazzo. Ci stiamo impegnando anche quest'anno molto perché vogliamo dare dignità a quello che credo che sia la punta ancora oggi è il Trofeo Triveneto, perché ha insegnato, perché ha una storia importante e quindi è meglio essere i top di qualcosa che si è creato anche se regionale, però che ha coinvolto tutta la nazione, piuttosto che essere i minimi con una cosa importante che devi andarti a scontrare con i mostri sacri. Questa è una mia idea, un mio giudizio. Togliendo questo giudizio e dando l'appuntamento la settimana prossima, mi pare cosa c'è? C'è Brugherio con la seconda tappa del Mastercross. Noi torniamo con l'asta. L'asta inizia in pratica, è già iniziata, no? Sì, chiuderà il 17, 18 e 19 di dicembre in 3 serate e auguriamo a tutti una buona asta. Possiamo già dare in anteprima una buona notizia che con Ilenia e Marco, col consenso del signor Bruno, abbiamo già deciso inizialmente di fare una donazione importante alla Fondazione Michele Scarponi. Michele era uno di noi. Associazioni tra associazioni. Sì, diciamo cuore che batte esattamente come quel cuore. Michele, noi abbiamo bisogno di Michele per trasmettere proprio veramente tutto quello che ci ha insegnato e quindi era giusto dare un segnale. Gli atleti sono stati bravi, si sono impegnati, hanno dato anche del materiale in più per questa cosa e quindi era giusto onorare la Fondazione Michele Scarponi. Ecco che lì abbiamo una maglia. Sì, diciamo, vero? ecco, non a caso il fratello Marco che porta avanti questo progetto ci ha ringraziato e è stata una cosa anche bella, toccante, sabato alla presentazione, che c'era anche la famiglia. Cioè, è sempre difficile per la famiglia quando si affronta a vedere il proprio figlio, le immagini e tutto, però penso che sia anche il messaggio più bello perché la memoria di Michele non dobbiamo mai dimenticarcela. Ci sono uomini che inesorabilmente mancano di più rispetto ad altri uomini. Sì. Perché Ti posso dire, Beh, ha sempre dato anche una mano all'asta da quando siamo partiti. Cioè Michele è quello che abbiamo visto, le immagini, è quello che abbiamo visto e nella vita quotidiana era così. Poi io ho avuto la fortuna era con quello lui. che manca, diceva Sì, prima, è quello esatto. che manca al ciclismo. Sì, manca veramente tanto. Sì. Ma mancherà sicuramente anche come uomo, come padre di famiglia, mamma mia.
Se ci penso mi vengono i brividi. Io intanto vi ringrazio per quello che voi state facendo, mi ringrazio a nome di tutte le buone persone che avranno voglia di investire un po' dei loro momenti e portarsi un pezzettino di storia, perché dietro ogni maglia, dietro ogni scarpa c'è un movimento, c'è un pensiero, c'è una logica che comunque ricama esattamente Certo. tutti i momenti più importanti di questi atleti, i pensieri, perché mi viene in mente che c'è la scarpa di Aru che mentre se la infila pensa alla famiglia, pensa a miliardi di cose, quindi sono secondo me delle botte di energie che ci danno esattamente quello che è la passione per questo sport. E io vi ringrazio perché sei stato tu insieme a Ilenia e all'altro tuo collega a regalarci questa grande expo di passione e di cuore. Quindi caldeggio tutti i nostri telespettatori a entrare in questo mondo di expo fatto di grande cuore e di grande solidarietà. Io ti ringrazio Ilenia, la settimana prossima ci La sarai settimana prossima, certo, col Mastercross. con il Mastercross. Ricordiamo il sito che poi lo metterai in sovraimpressione, Certo, assolutamente. www.regalaUnSogno.org. Enrico, noi saremo sicuramente, sarò rinnovato a dicembre per venirti a trovare e venire a fare qualche fotografia e qualche intervista, sperando e credendo che supererai sicuramente i 33.000 euro da dare a questo bel signore che qualcuno qualche anno fa gli ha dato del pazzo, benedetti Lo pazzi. so, ma quando si ha in testa un sogno, perché noi quando abbiamo inaugurato il centro diurno abbiamo messo sull'arco: il sogno di una persona resta un sogno, il sogno di tante persone può diventare realtà. È un miracolo, certo. È un miracolo, sì. E sono il primo a dirlo. La ringrazio tanto. Le faccio un buon in bocca al lupo, un buon rientro nelle sue case. Ai nostri telespettatori che noi ci vediamo Grazie. settimana prossima insieme a sta bella creatura. E insomma, tante belle cose. Riusciamo, anzi, facciamo qualcosa. Aiutiamo che i sogni si possano realizzare. Aiutiamoli.